Eccoci, siamo arrivati alla quarta puntata di Che calcio che faccio, la prendiamo con molta calma quest'anno e indubbiamente abbiamo anche altre cose che riguardano per esempio i libri. Io presento i libri, ogni tanto presento qualche libro di calcio, settimana prossima ovviamente ne avremo uno molto ma molto interessante riguardante il calcio di una volta, il calcio di quando si era bambini. La bellezza di questa trasmissione è che si va in qualsiasi direzione, nel senso che c'è un po' di attualità, andiamo anche a sviscerare dei temi che sono abbastanza, anzi fin troppo dibattuti, il VAR che sta imperversando con delle insoddisfazioni a 360 gradi, però è anche bello andare a rivedere determinate cose, anche personaggi del passato che comunque hanno dato tanto all'immagine del calcio, alla bellezza del calcio in sé, il tifo, la fede, l'appartenenza, ma anche i valori che in fin dei conti devono accompagnare lo sport e quindi anche le nuove leve andare a nutrirsi di questi valori. Purtroppo nel tempo le cose cambiano un po', però si pensa sempre che la componente umana riesca, diciamo, a prevalere. Questo tanto per iniziare, per dire che la puntata di oggi si basa su un personaggio, un grande allenatore che ha attraversato un paio di decenni con delle squadre sempre molto importanti e che aveva anche una figura, un carattere ben preciso che è stato anche travisato nel tempo quando in realtà era molto umano, una persona che quindi adesso darebbe veramente dei grandissimi spunti di riflessione. Questa persona non c'è più purtroppo, è Eugenio Bersellini, il grande allenatore dell'Inter, della Sampdoria, del Cesena, del Torino, ma abbiamo la figlia e quindi ho il piacere di rinvitare a Che calcio che fa Laura Bersellini, eccola qua. Ciao Laura. Ciao Fulvio, grazie mille per questo invito ed è veramente un piacere ritrovarsi. Grazie. Grazie. Grazie, il piacere è mio, anche perché poi appunto si parla di calcio dannata, io ho qualche annetto e quindi andare a rivedere, risentire dei profumi, riassaporare determinati profumi è una cosa molto importante perché alla fine il calcio di adesso è relegato alla pura polemica. Ogni giorno ci deve essere uno spunto per poter polemizzare, perché se tu non sei negativo, polemico, adesso con anche i social non catturi ovviamente i consensi, i like, mentre invece se sei positivo e pensi alle cose belle di una volta, soprattutto di una volta, ovviamente sei uno banale. Io questa cosa qua la rifuggo e scappo da questa considerazione. Andiamo a vedere intanto, ho qualche foto, no? Quindi tu le conosci Bene. benissimo, e quindi andiamo a vedere intanto la figura, la silhouette di quest'uomo anche abbastanza importante dal punto di vista fisico, no? Che ovviamente piaceva allenarsi con i ragazzi perché indubbiamente, ed è una delle caratteristiche più belle, io ho allenato a livello amatoriale e per esempio quando vedevo fino a 74-75 anni Trapattoni allenare l'Irlanda sul campo di calcio assieme ai propri giocatori, dico, quello è il vero allenatore, cioè l'allenatore che veramente è meno distaccato, ma invece profuma d'erba, insomma, dell'erba tagliata, Esatto. il pallone che viene. Voglio, Allora, il, po- quello che Posso voglio dire, raccontarti una cosa riguardo a questo? C'è tra l'altro in alcune interviste perché oltre al fatto che papà chiaramente prima di andare in preparazione, che iniziava a fine luglio, agosto all'epoca, faceva, quando era a casa, eravamo a Borgotaro d'estate, quelle 2 o 3 settimane che aveva libero, lui faceva la preparazione per se stesso. E quindi partiva la mattina e andava su per i monti, poi mia madre andava a recuperarlo, perché lui si cronometrava, perché voleva e doveva essere all'altezza dei suoi ragazzi, come li chiamava lui. Tant'è che appunto c'è durante uno dei primi ritiri dell'Inter, nel 78-79, c'è un aneddoto bellissimo che raccontano i ragazzi, per cui faceva una gara lui e Lele Oriali, e cioè tutti arrivavano col fiatone e vedevano quest'uomo che aveva 20 anni più di loro,
arrivare sempre primo. Quindi papà si metteva sempre per primo e Onesti, il fidato Onesti, sempre alla fine per chiaramente chiudere il gruppo per non farle scappare qualche ragazzo che magari insomma era È un po' come adesso, come si chiamano i cani, quelli del gregge, che sono simpaticissimi, che girano attorno al gregge per far sì che non si allontani qualcuno. Ecco, vabbè, insomma, vuol dire che c'era qualche, non dico lavativo, però qualcuno che, devo dire la verità che giustamente qualcuno ci provava, fa parte del gioco, no? Quindi già sicuramente sia papà che Armando Onesti mettevano in preventivo, no? Il fatto che qualche ragazzo così ci provasse, insomma, anche lì ci sono degli aneddoti molto belli con i ragazzi dell'Inter che sono un bellissimo gruppo e quindi raccontano proprio anche chi cercava in qualche modo di svincolarsi, però non c'era. Devo dire la verità che il calciatore deve tenersi sempre allenato, un po' meno nei 15 giorni o 20 giorni di vacanza che può avere, perché dopo li stroncano, perché effettivamente la preparazione è durissima, quindi è sempre stata così, quindi non è una cosa. Volevo salutare intanto qualcuno che si è già inserito, eccolo qua, lo sapevo già perché l'aveva già in qualche modo annunciato, Franco Bocchicchio. Buonasera Laura, buonasera Fulvio, vi seguo con interesse e grandissimo affetto. Franco è sempre molto gentile, l'abbiamo avuto anche nell'ultima puntata. Poi abbiamo Flavio Ciasca, Laura Bersellini con un gran cuore, grande Fulvio Floride, complimenti sempre ospiti di Gran Classe. Un bacio. Grazie. Poi Maurizio Ceccarelli da Livorno, eccolo qua, ciao, un grande abbraccio a Laura. Ecco, quindi questi sono anche degli amici che li conosciamo, ecco. Questo per dire che insomma alla fine è una grande famiglia quella degli amatori che riguardano anche un certo tipo di calcio, e loro sono anche degli esponenti da quel punto di vista, no? Quindi Maurizio Ceccarelli a Hashtag Inter, ovviamente legato al giornalismo del Tirreno di Livorno, eccetera eccetera. Flavio Ciasca, grande amatore ovviamente di calcio, e Franco che imperversa con le sue splendide illustrazioni, no? E quindi insomma è fantastico. E poi anche il gruppo dei giocatori che hanno vinto nel 79-80 lo scudetto con Eugenio Bersellini, che mensilmente si ritrovano bene o male quasi tutti a fare una cena di amicizia, e secondo me questo è bellissimo, perché sì siamo amici, no? Lo vedo anche con altre squadre, poi alla fine erano anche abbastanza uno contro l'altro. Non lo possiamo sapere profondamente, però mi pare che la presenza di tutti questi giocatori ogni mese sia proprio valida, insomma, no? Quindi conferisce. E credo che sia, in fin dei conti, un po' la cartina tornasole di quello che è stato quel periodo. Evidentemente io avevo 18-20 anni, in quel periodo in cui si veniva da un Inter molto, molto difficile, un Inter che aveva lasciato un po' i grandi campioni degli anni 70, inizio anni 70, inizio 60, inizio anni 70, che ha tentennato per 3 stagioni almeno con Chiappella, non so se c'era anche Corso, Suarez che avevano allenato, e poi con Bersellini invece si ripartì alla grande con anche dei giovani che arrivarono, Beccalossi, Altobelli. Quindi qualcosa evidentemente di questo gruppo cementato credo che parta proprio da tuo papà, perché riparte in quel modo lì. Questo non lo so, non posso rispondere, posso soltanto confermarti che i 5 anni all'Inter sono stati diciamo voluti e progettati, cioè il progetto era proprio in 3 anni e 5 anni, ti parlo da un punto di vista proprio tecnico, perlomeno quello che appunto sono a conoscenza io. Quindi l'intento era proprio quello di avere tanti giovani, far esordire anche tanti giovani, come poi è stato, quindi dalla Primavera e anche da altre, insomma, da altre società, ma comunque molto, molto giovani. Ricordiamolo su tutti, Beppe Bergomi, ma tanti altri. E quindi il progetto era proprio a lungo termine. Come ti dicevo prima, mentre parlavamo, la cosa curiosa che oggi, no, uno non si può neanche immaginare, è che papà ha sempre firmato contratti annuali.
Quindi ogni anno lui dopo Pasqua, verso a fine aprile così, parlava e decideva cosa fare, no, questo perché ha sempre voluto essere libero lui come professionista, di rimanere o non rimanere a seconda di come era andato, no, l'ambiente, i risultati, ma anche rendere libera la società affinché fosse appunto potesse decidere con libertà cosa fare, no, appunto del loro rapporto di lavoro. I 5 anni all'Inter secondo me sono stati proprio l'esempio che, progettando, programmando in un certo modo, chiaramente si ottengono dei risultati. Una cosa particolare, un dettaglio importantissimo è che il valore umano di questi ragazzi era veramente è veramente molto, molto alto, e quindi è stato possibile proprio creare quello che dici tu, che l'hanno creato per me l'hanno creato i ragazzi. Mio padre è stato in quel momento sicuramente una Scintilla. figura di riferimento, no, affinché in un gruppo, diciamo la guida ti porta a fare determinate azioni. Poi però ci deve essere il materiale, ecco, e Certo. lì ce n'è tanto da un punto di vista, proprio umano, ecco, di persone, di uomini. Quindi, seppur giovani, hanno avuto la capacità di saper anche seguire una persona come papà. Ecco, e quindi comprendere e andare oltre quello che poteva essere il burbero, come veniva appunto descritto, il sergente di ferro, Sergente di come ferro. veniva descritto, no? E questo è merito dei ragazzi che hanno saputo leggere e Capire. comprendere che quello che gli, diciamo, che gli stava insegnando, tra virgolette, o trasmettendo, ancora meglio, era buono per loro, ecco, li Ecco, avrebbe portati a crescere. e questa è proprio la dimostrazione che innanzitutto l'onestà intellettuale e la solidità di un rapporto anche tra l'allenatore e la società, e quindi vicendevole, no? Quindi essere anche liberi da questo punto di vista, Assolutamente. è un rapporto veramente molto umano, che adesso di solito se uno prende un contratto di un anno, ma lo prendono anche di 4-5 mesi, si devono salvare una squadra magari dalla Serie B o Serie inferiore, però cercano di attaccare, di agganciarsi alla stagione magari successiva, perché male che vada vengono esonerati e quindi rimangono fermi e ricevono lo stipendio lo stesso, no? Questo sono stati anche casi anche di 30 anni fa, ecco, quindi mi ricordo Ottavio Bianchi che rimase diciamo alla Roma, venne esonerato, ma lui assolutamente volle che il contratto venisse in qualche modo fino in fondo rispettato, insomma. Quindi questo per dire da un punto di vista diciamo di onestà intellettuale, e quindi questo è molto importante. Quindi già parliamo appunto di un calcio anche differente. Poi effettivamente anche il gruppo deve cercare di capire, probabilmente era anche il fatto che intuivano che non c'era magari una concorrenza esasperata in alcuni ruoli, e quindi uno dice beh, la mia squadra me la ritaglio, non so, penso a Beccalossi per esempio, che era uno, da quello che racconta lui stesso, insomma abbastanza uno scavezzacollo da quel punto di vista, quindi non era facile, però alla fine ha proseguito quindi in quella direzione, e quell'Inter lì è un Inter che vince uno scudetto nel 80 e 2 Coppa Italia, quindi insomma in 5 anni hanno vinto e hanno dato veramente una svolta a quella deriva negativa della metà degli anni 70. Andiamo a vedere una foto. Questa è una foto che c'è un aneddoto che dovresti raccontare perché l'ho letto. È una foto di Pelé allo Stadio del Mare di Lecce, perché il papà giocava nel Lecce, ed è bellissima questa foto perché il tuo papà è fiero, dietro c'è un altro giocatore del Santos, ed erano riusciti a far arrivare, pensate, a Lecce, in fondo all'Italia, quella squadra del Santos è praticamente perché non facevano mi ricordo facevano delle amichevoli, non partecipavano delle tournée, non facevano, esatto. all'epoca non c'erano delle coppe trasversali, coppe del mondo e niente, quindi per vedere Pelé era difficile, no? Vedere il più grande.
Sì, Qual è sì. il ricordo di quella foto? So che c'è un aneddoto con tuo figlio, credo, tuo nipote, Sì. non so. Sì, sì, no, mio figlio che beh, Tuo questa è figlio, una foto a cui papà teneva tantissimo, ecco. proprio perché quella partita fu una delle ultime partite di papà come calciatore nel Lecce, perché il presidente che era l'avvocato Indraccolo che aveva organizzato questa partita, appunto con il Santos, è stato un po' anche l'addio del calcio di papà, perché aveva chiesto a papà di fare l'allenatore della squadra e da lì poi iniziò la carriera di papà. Ma l'aneddoto, diciamo, familiare è che io avevo in casa anch'io questa foto e l'avevo attaccata al frigorifero e Alberto, il mio primogenito, all'epoca aveva tipo, non so, 3-4 anni, no? E un giorno c'era papà a casa mia, e lui lo guarda e dice: Nonno, questo sei tu, ma chi è questo giocatore che gioca insieme a te? Il nonno fa: "No, veramente sono io che ho avuto l'onore di giocare insieme a lui", no, e da lì poi è nata, insomma, gli ha raccontato appunto l'esperienza meravigliosa che ha dato veramente tanto a papà. Considera, Fulvio, che, mia madre raccontava che, quella settimana, 10 giorni che c'è stato Pelé, mio padre era sempre al campo oppure a vedere gli allenamenti del Santos. Cioè, Perché era talmente e da lì sicuramente ha preso, ha capito che era il suo futuro. ha capito, ma ha preso anche diciamo ha rubato Sì, delle strategie, come per esempio, fare gli allenamenti con la musica, sì, appunto, la musica brasiliana. Io certo. gli registravo le cassette, perché lui poi se le portava e faceva fare gli allenamenti, aerobici insomma, penso si dica così, ai giocatori, quindi anche con la musica, ma questo ti parlo, io ero veramente piccola, insomma, io ho 53 anni e quindi ne avrò avuto 10 anni, toh. Quindi si parla quando ancora queste cose Beh, non erano così. tra parentesi è una loro usanza, cioè, Appunto, no, no, infatti ti dico so l'aveva mi sembra o del 94 o del 2002 quando vinsero i mondiali, il Brasile, sapevo di quelle che si allenavano comunque al ritmo, perché per sì, loro anche allenarsi a determinati giocatori era anche un po' faticoso, no? Perché loro sì, sì, preferiscono no. giocare al pallone che allenarsi, no? Ma, c'era ora negli anni '80, '90, no '80, c'era quella musica, ora non mi viene il nome, che si metteva sempre a Capodanno, no, di tutte quelle Sì, musiche del sì, sì, samba, sì, sì, così, sì, okay. sì. Ecco, noi avevamo comprato il disco e lui mi faceva fare sempre le cassette che poi si consumavano e quindi, lui di tanto in tanto li faceva allenare proprio a ritmo di samba, insomma. Ecco, questo è Beh, quindi forse poi anche aveva che sì, prego, prego. scusa, no, no, no. Poi avrà preso sicuramente altre cose, no, poi era una persona molto, curiosa papà, e quindi molto anche aperto a tutte quelle che potevano essere le informazioni, nuove. Questo Sì, ma anche proprio perché anche poi, diciamo anche la metodologia dell'allenamento passa anche da situazioni che possono un po' sgravare, no, e quindi, nel esatto. tempo, altrimenti perché l'allenamento quotidiano alla fine satura, no, e quindi bisogna cercare di in qualche modo di variare. Vediamo, ci sono un paio di ebanisteria Barbagallo, Filippo, buonasera, Buonasera, grande Eugenio Bessellini, ciao Laura, un abbraccio, ok. grazie, Eh, altrettanto. saluti. Quindi insomma andiamo a rivedere delle foto, quindi questa è una foto molto molto particolare. L'Inter del 79-80, tra parentesi ho un piccolo rammarico perché prima che avvenisse il disastro del Covid, avevo incontrato Carletto Muraro, ho detto per la nostra quarantennale dovremmo fare una festa, l'Inter sta preparando qualcosa, poi è arrivato il Covid E e non quindi si è potuto più fare niente, poi io avevo cercato nel mio piccolissimo infinitesimale di contattarvi, avevo fatto la puntata con te, con Marco Ravezzani, con Carletto Muraro, Nazareno, Canuti, Ivano Bordon e poi vabbè, ci siamo fermati lì, no? Sarebbe stato bello veramente celebrare quella squadra perché per i motivi che prima abbiamo detto, una squadra che era una certo. squadra giovane in crescita che in qualche modo andò anche a interrompere quella che era
lo strapotere della Juventus di quegli anni, no? Che effettivamente avevano uno zoccolo molto duro. Rivediamo qua la squadra, quindi ecco, questi sono i giocatori che bene o male si rivedono nella cena, qualche capello bianco indubbiamente c'è, però sono sempre molto presenti. Poi abbiamo qua il momento della vittoria, quindi sul campo, ovviamente qua abbiamo da sinistra, abbiamo Carletto Muraro, Marini, il capitano Bini, Ivano Bordon, Beppe Baresi e Oriali, che poi questi sono stati da Bordon a Marini e Oriali, sono stati tre artefici del campionato del mondo del 1982 e Altobelli stesso, quindi insomma ha dato quell'Inter lì, ha dato una grande svolta, insomma, no? Quindi anche alla nazionale, un grande apporto alla nazionale. Andiamo avanti, e poi nel tempo io adesso non mi ricordavo, ma ha allenato veramente tante squadre, quindi il Lecce, il Como, il Cesena, la Sampdoria, l'Inter, il Torino, il ritorno alla Sampdoria, la Fiorentina, l'Avellino, Ascoli, di nuovo Como, Modena, Bologna, Pisa, Saronno, Libia. Poi abbiamo appunto la Lali 2 volte dove vince anche lo scudetto, o forse l'Ittiad, e la Lavagnese. Tu hai seguito tutto il processo di spostamento, la famiglia Allora, si spostava col caravanserraglio fino anche a Tripoli, oppure no, allora no? la famiglia lo ha seguito, l'abbiamo seguito fino a Firenze, siamo arrivati a Firenze nell'86 e poi 86-87, sì. esatto, sì. Poi per motivi di studio, principalmente, ci siamo fermate a Firenze, io, mamma e Barbara, mia sorella, Sì? perché Barbara iniziava l'Accademia di Belle Arti, era riuscita ad entrare a Firenze, quindi non è che avesse, cioè, la migliore Accademia di Belle Arti d'Italia, insomma. Quindi da lì poi papà ha iniziato a girare da solo, per modo di dire da solo, perché poi c'era mamma che faceva, no? Una settimana da lui, una settimana da noi, e quindi insomma, però ecco. È difficile, no? Un po' il rapporto allenatore con la famiglia, no? Bisogna avere una moglie anche molto accondiscendente a determinati ritmi, perché purtroppo c'è solo il lunedì, ma neanche, certe volte neanche il lunedì di riposo, e poi comunque è una vita anche abbastanza stressante, perché oltre agli allenamenti c'è anche gli spostamenti. Adesso poi per esempio l'Inter, ma ne prendo l'Inter per esempio, ma anche altre squadre ovviamente giocano ogni 3 giorni. Sinceramente sta diventando molto complicato il calcio, no? Quindi invece da voi come succede la Da noi cosa? succedeva nel senso, allora, mamma ha fatto più di 13 traslochi, proprio ne ha fatti una marea, quindi chiaramente hanno scelto per i primi anni, insomma, della nostra infanzia, adolescenza, di vivere, di seguire papà, anche perché se no l'avremmo veramente visto di meno di quello che l'abbiamo visto, che l'abbiamo vissuto. Sì. E quindi poi c'è stata questa scelta dove noi eravamo già comunque grandi, e quindi è stato, diciamo, molto più naturale il fatto che poi papà tornava la domenica sera e il martedì, perché eravamo già grandi, quindi io ero già al liceo, mia sorella all'accademia, quindi eravamo già da piccole. Devo dire che è stata, almeno per quanto mi riguarda, sicuramente una scelta complicata per tanti aspetti, perché ogni 2 anni, che ne so, cambiare scuola, città, amici e casa, però è stato importante perché potevamo vivere papà, abbiamo vissuto nostro padre la sera quando tornava, o quando appunto aveva i momenti liberi, insomma. Quindi grande supporto da parte di mia madre, che mio padre chiaramente ha sempre riconosciuto a lei con gratitudine, perché lui diceva sempre: io faccio il lavoro che mi piace e quindi Certo. sono già un uomo fortunato, in più ho appunto una moglie che ha comunque rinunciato anche eventualmente a trovare un lavoro, perché era impossibile, insomma, era difficile trovare un lavoro per mia madre dove poter ogni 2 anni, o non si sapeva quando, perché come ti dicevo, facendo i contratti annuali noi avevamo
certo. fine Pasqua, insomma, fine aprile, il periodo di Pasqua, che eravamo anche noi, cosa Agitati. facciamo? Anche perché devi sapere che lui, proprio per la sua anche integrità, sceglieva e poi ci diceva. Quindi lui prendeva una decisione proprio professionale e quindi diceva: "No, qui in questa squadra non ci posso stare". Quindi lui arrivava a casa, parlava con mia madre e poi mia madre traduceva a noi, e anche questo è stato un aspetto importante, perché ci traduceva chiaramente, addolcendo un po' la pillola, ecco. Quindi: "Bambine, cambiamo città, che bello, andiamo a vedere un'altra realtà, altri amici", così. Però lui è sempre preso decisioni in maniera molto libera. Quindi, veramente noi arrivavamo e non sapevamo dove Diciamo avremmo che frequentato le avete scuole. girato almeno fino a Firenze, ma comunque anche dopo successivamente a Ascoli, Como, quindi belle città. Quindi insomma è Sì, sì, chiaro sì. che cambiare tutto non è facile. Beh, qua allora prima parlavamo del 50°, Franco Bocchicchio, eccolo qua che risponde. Faremo il 50° sicuramente e speriamo, perché qua ormai sarà il 55°, perché arriviamo purtroppo, speriamo, perché non è facile, basterebbe un piccolo evento dove riunire un bel gruppone, chissà, magari anche in quel di Borgotaro, no? Quindi chissà che tra parentesi, Volentieri, volentieri. Borgotaro, poi tra parentesi, devo andare a vedere subito questa foto che mi ha incuriosito, ovviamente, eccola qua, ed è questo. Vabbè, Eh, qua ma abbiamo questo quindi un uomo di non si qualità. qui non siamo però a Borgotaro. Ah, ok, vabbè, però A Borgotaro ci sono le foto coi funghi, ah. ma lì eravamo a Coriano, in provincia di Rimini, insomma, vicino a Rimini, dove avevamo, questa, casa di campagna con la vigna. I miei Quindi genitori. c'era la passione del vino. Sì, c'era più la passione, guarda, Fulvio, secondo me era la passione della natura, della campagna, e anche dell'isolamento, perché in quella casa lì papà non ha mai voluto avere il telefono, era una casa un po', non era chiaramente nel centro del paese, Certo. quindi noi quando andavamo lì, Basta, cioè il chiuso. silenzio. È quello. Addirittura quando lo chiamavano, arrivava il carabiniere di Coriano, veniva a casa e diceva: "Signor Bersellini, viene che la richiamano, l'hanno cercata magari dalla società", ecco. Sì, Lì certo. papà era il suo mondo. Papà era un uomo molto io lo definisco un uomo molto concreto, di terra proprio, e infatti, lavorava a contatto con la terra, no, proprio, spesso aveva bisogno dei suoi momenti con la natura, quindi le passeggiate fra i monti e, la vigna, è stato per tutti noi un'esperienza molto bella, perché lì andavamo a fare la vendemmia e vivevamo con i contadini e ci faceva lavorare sodo, anche noi quando eravamo Sì, sì, piccole. lo so, ne so qualcosa anch'io. Nella Ecco, raccolta, quindi le raccolte sono esatto, bestiali. è un approccio alla vita veramente molto molto concreto, cioè, vai, tagli, pulisci, curi la vigna e poi devi mettere in un certo modo, cioè è tutto ed è Beh, un'esperienza fantastica. era Quindi in era qualche prego. No, più che il vino, quindi secondo Sì, me era papà e la mamma, la mamma era astemia, quindi non beveva. Papà beveva soltanto in alcuni periodi perché era sempre con le diete, con l'alimentazione, quindi era proprio l'esperienza in sé per sé, ecco, che ha sì, significato tanto. probabilmente, aveva bisogno innanzitutto di resettare, Bravo. dalle scorie di una stagione, perché la stagione è veramente poi magari nella semplicità, abbassando il ritmo, hai anche l'idea di vederti per quello che è successo in precedenza e capire magari la stagione successiva dei cambiamenti che dovevi fare, quindi devi veramente ripartire da zero. Credo che questo sia fondamentale in qualsiasi situazione, anche a livello lavorativo. È giusto ogni tanto riguardare in giro. Qua abbiamo un'altra bellissima foto quando dietro c'è Sì. Oriali, eccoli qua, insomma qua
secondo me qua ha un viso fiero, veramente contento, fiero di allenare l'Inter. Abbiamo qua un altro commento, eccolo qua, è un amico di Che Calcio Che Fai, grande artista Nestore Del Boccia, un caro saluto a tutti e praticamente a Laura, figlia del grande sergente di ferro indimenticabile. Vogliamo smentire questa definizione del sergente di ferro che in realtà è stata data, perché sergente di ferro viene accomunato per esempio a un momento storico precedente, per esempio che io ho attraversato quando avevo 14 anni, l'Inter dello scudetto 70-71 aveva nella prima parte un allenatore che era veramente un sergente di ferro, che era Heriberto Herrera, che infastidì molto una squadra che era in fase calante dal punto di vista dell'età, che era anche tecnica, che non poteva essere ammazzata da dei ritmi che non c'entravano più poi magari adesso sono tutti iper allenati, però ecco, bisogna anche cercare di capire come stanno le cose anche a livello psicologico, e credo che tuo papà ci sia riuscito perfettamente, quindi non c'era solo la questione fisica. Assolutamente no, perché come già ne abbiamo parlato, per lui l'aspetto fondamentale era il calciatore, l'atleta come uomo prima di tutto. E quindi come uomo si intende chiaramente anche l'aspetto emotivo, l'aspetto psicologico, e quindi crescere, maturare come uomo e poi come atleta. Quindi sì, quello che hai detto tu anche in precedenza, che i giocatori quindi dovevano fare il proprio, no? Lui dava delle linee, quindi era abbastanza sì, evidente, no? Questo ma discorso. esatto, mi sembra, cioè, quasi o comunque dovrebbe essere scontato, nel senso, sei un professionista, la carriera è comunque breve e papà lo sapeva bene perché era stato calciatore, e quindi per un periodo, no, devi dare il massimo e devi attingere al tuo massimo, e quindi ci sono delle norme da rispettare. Quindi lui oltretutto era il primo che le rispettava e Appunto, quindi insomma dava anche il buon esempio. certo. Il sergente di ferro, noi ridevamo tantissimo di questa cosa perché chiaramente allora noi non andavamo allo stadio, c'era vietato andare allo stadio, papà non Ah sì? voleva. Non Sì, voleva. non voleva. E devo dire che guarda, è stata una scelta secondo me azzeccata per tante cose, perché siamo andati in alcune occasioni, come appunto quella bellissima partita che hai fatto vedere dello scudetto, perché Certo. c'era la festa, perché Ovvio, dai. chiaramente, no, Maria puoi portare le bambine, che poi persero quella partita, perché era Ah contro sì, con l'Ascoli. l'Ascoli. Sì, sì, sì. Bravo. Sì, sì. E Persero quella partita, tornò a casa e disse: "1, 2, 3, a me, mia madre e mia sorella, voi 3 allo stadio non venite più." Per dirti. Però, a parte questi aneddoti, però, ecco, noi abbiamo vissuto come, all'epoca almeno in casa nostra non era né personaggio, né insomma era tutto molto, quando rientrava a casa era papà chiaramente, poteva essere arrabbiato, poteva essere stanco, però c'era sempre per noi. Quindi, questa cosa del sergente di ferro quando la leggevamo ci faceva sorridere, anche se quando lo sentivamo parlare con alcuni giornalisti effettivamente veniva fuori questo sergente di ferro. Perché devi sapere E che forse si difendeva. oggi i giornalisti immagino, no, hanno tutti insomma dei momenti in cui vanno e possono, appunto intervistare, fanno le conferenze stampa. All'epoca era un po' diverso. Quindi lì, non so, io mi ricordo andavo alla Pinetina e c'erano i giornalisti, ma molti chiamavano anche a casa, c'eran degli orari, mattina presto, la sera a cena, e chiamavano, telefono fisso chiaramente. Allora io lo sentivo, lo ascoltavo e la voce si faceva molto seria, assertiva e quindi ecco lì ricollegavo un po' forse questo sergente di ferro, perché quando lui diceva: "No, questa cosa l'ha detta lei, no, il mio giocatore ha fatto bene, se ho sbagliato io, lei non deve scrivere questo del mio giocatore",
parli di me. Quindi forse in questo poteva essere sergente di ferro, perché era molto determinato. Come era determinato, appunto, ritornando al discorso del gruppo, a mantenere e a proteggere in qualche modo il gruppo dei suoi ragazzi, perché questo lo sentiva come infatti difendi in missione. questo modo, esatto, vabbè, insomma, queste sono, senza saperlo, ci sono tantissimi punti in questa trasmissione, infatti sono molto contento di questa trasmissione, perché vengono fuori dei punti che poi girano attorno alle realtà di grandi allenatori, ma comunque anche della professione dell'allenatore, no? Quindi quello di saper anche difendere in certi momenti dalla stampa, a parte il fatto che io molte volte nelle conferenze stampa sento delle domande di una banalità allucinante, perché poi dopo alla fine, se tu dici una cosa storta, probabilmente dopo non puoi più ripresentarti, però magari dopo cercano di tirar fuori la cosa che possa arrivare, quello che dicevamo prima, la polemica più totale, che possa in qualche modo scoppiare, però tanto magari ha preso lo spunto da una virgola che è stata detta. Erano altri tempi, no? Indubbiamente adesso è molto più difficile la comunicazione, anche le società si difendono anche, e quindi fanno anche bene a tenere distante in certe realtà. Poi purtroppo serve fino a un certo punto, perché le polemiche ci sono sempre comunque. Quindi allora non era un sergente di ferro, ma ci teneva alla questione fisica, perché è abbastanza evidente. Probabilmente si stava entrando anche in un campo, non dico meno tecnico, ma dove comunque la preparazione, la fisicità doveva aumentare, no? Campo psicologico, perché tutta questa psicologia la stiamo vedendo, no? Resettare il cervello per cercare di ripartire nei migliori dei modi, dare l'input ai ragazzi per far sì che cerchino di essere ovviamente importanti, le motivazioni, perché quella era una squadra che doveva motivarsi, perché erano nel pieno della loro forma, no? Ovviamente. E poi da un punto di vista anche tattico, evidentemente era anche una situazione un po' nuova rispetto a un decennio prima o gli anni precedenti, no? Quindi evidentemente aveva delle idee che erano importanti, perché dopo alla fine è importante. Devo leggere un messaggio perché c'è Andrea Brunetti, eccolo qua, anzi, che dice: buon pomeriggio a tutti, cara Laura, un galantuomo come tuo padre non esisterà mai più. Poi dopo dice: anche se non ho mai tifato le sue squadre, ho sempre ammirato la sua gentilezza e umanità anche a livello umano, professionale e sportivo, cose che da altri tempi che non torneranno mai più. Poi qua dice una cosa, però non era Elenio, non è Heriberto. Elenio era argentino, invece non ha fatto vero, era proprio Heriberto Herrera, l'allenatore del 70-71 all'inizio, poi fu esonerato perché andarono a Napoli, persero a Napoli, fecero la famosa tabella di rimonta e l'allenatore era Invernizzi, che vinse lo scudetto, e Heriberto fu esonerato. Tuo padre era un grande comunicatore, specialmente con il mio amico Giorgio Mariani all'Inter, al Cesena, certo, che ha giocato anche nell'Inter. Ecco, va bene, abbiamo mandato in onda vari messaggi. C'è il messaggio, sì, sergente di ferro di Nestore, sì. Esatto, che dice: sergente di ferro riferito alla tenacia nel rappresentare ed esercitare norme e valori professionali e di vita. Beh, sì, esatto, questo già ha spiegato grazie. Bene cos'era, no? Sì, quindi sì. Ecco, adesso mi piacerebbe, abbiamo parlato del calcio di un certo periodo, no? Quindi con quelle che possono essere, ci manca un quarto d'ora, con quelle che è volato, è incredibile, con quelle che sono, diciamo, le tue esperienze e quello che il calcio vedi da simpatizzante, no? Tra parentesi, mi sembra di capire che una volta eri sandoriana e poi sei diventata interista. Allora, non ho una squadra, Fulvio, non ho una squadra, lo dico proprio, lo dico sempre. Non è un problema, ci sta, È ovvio che sono legata affettivamente ai colori, alle squadre che mio padre ha allenato. Quindi quando guardo i risultati vado a vedere dal Lecce, anche se io non ero ancora nata, ma comunque abbiamo una simpatia, quindi c'è una simpatia. Sì, assolutamente, delle squadre come Como, insomma, piuttosto che addirittura il Monza. Papà ha giocato nel Monza quando appunto era calciatore.
e quindi vado felicissima quando il Monza è arrivato, ha raggiunto la Serie A, per dirti, però Sì. è proprio perché papà guardava lui stesso le squadre dove aveva allenato con un entusiasmo, chiaramente, quando Affetto, un certo. affetto quando queste vincevano o raggiungevano obiettivi. Quindi è una cosa che porto avanti anch'io in qualche modo, che sono forse la più sportiva fra le due figlie. Certo. Beh, infatti, anche perché poi non puoi non dimenticare, per esempio, una coppa, il primo trofeo importante della Sampdoria, grazie appunto a quella coppa vinta contro il Milan, mi sembra, l'84. 85. E poi abbiamo sempre quel periodo lì, che è un periodo dove c'erano comunque dei giocatori importanti. Aspetta che togliamo il commento, eccolo qua, che c'era qua, in questo caso ci sono dei grandi campioni come per esempio Mancini, però non tutte le cose vanno sempre per il verso giusto, perché comunque i rapporti interpersonali sono sempre un po' da coltivare. Però abbiamo per esempio un allenatore di questo tipo, Boscov, che poi prese il posto, credo, successivamente, non so se l'anno successivo. No, proprio sì, quasi in anticipo, direi. Ecco, e iniziò quindi il momento sandoriano, appunto, di Boscov. Sì. Ci poteva essere qualcosa di Boscov in tuo papà? Persona estroversa, con le sue solite battute? No, non c'era, no. No, secondo me erano molto diversi. Sì. Papà non era un estroverso. Certo. Papà tendenzialmente era più un introverso, anche se poi quando si metteva a parlare, per esempio, di calcio o di suoi interessi, veramente lì poi si apriva e stava, no, poteva stare. Giustamente. Per dirti, nostro zio era Mino Favini. Sì, mi ricordo. Okay. Sì. E quindi quando ci ritrovavamo, appunto, Direttore sportivo, talent scout. sì, talent scout a Como, Atalanta, Atalanta. quindi quando ci ritrovavamo, stavano ore a parlare di calcio ed era un piacere ascoltarli, veramente, anche per chi come me non capiva niente, cioè, però capivo perché parlavano un linguaggio molto molto comprensibile, molto semplice, e quindi avrebbero potuto parlare di qualsiasi altra cosa, capisci? Ma perché appunto lì stavano delle ore a parlare di calcio. Però rispetto appunto all'esempio che hai preso tu, al signor Boscov, credo che non avessero tanti punti in comune, come perlomeno io non lo conoscevo Boscov, quindi non so dirti, visti da fuori, ecco. Sì, no, per quello che può essere l'accezione del personaggio, anche noi, quello che possiamo aver conosciuto. Senti, questo personaggio invece, quest'altro? Con Lidl credo che ci fosse una grandissima stima insomma, papà ogni volta che lo incontrava, comunque che ne parlava veramente con grande stima, e forse lì c'era più simile come più punti di contatto, sì, assolutamente. Poi papà, a parte qualche rarissimo caso, non ha mai neanche frequentato più di tanto i colleghi, cioè si sentivano, però ha sempre mantenuto anche cioè per lui veramente c'era campo e famiglia. Campo, casa, quindi Sì, ma lui, da quello che mi hai raccontato, il fatto stesso di non farvi venire allo stadio, è che proprio voleva che ci fosse una separazione netta, di modo che il vostro ambiente veniva in qualche modo tutelato, e lui stesso si calava nella famiglia, perché altrimenti c'era un fenomeno di osmosi. Credo che non sia una cosa da sottovalutare, no? Quindi adesso, vabbè, le cose sono un po' differenti. Quindi abbiamo sempre qualche messaggio che arriva. Nestore Del Boccio dice: Bersellini aveva una cultura che non lo portava a esternare battute. Vabbè, evidentemente Eugenio Bersellini era un galantuomo e soprattutto un uomo di cuore, sempre Barbagallo, Filippo Barbagallo. Vabbè, andiamo a vedere altri personaggi, altri allenatori che sono un po' più recenti. Purtroppo non ho l'immagine dietro, però voglio farti vedere per esempio Mourinho. No? Mourinho è un allenatore, secondo me, che difende tantissimo
oltre che difendere i suoi interessi, no? Questo indubbiamente, però è uno che difende molto la squadra, almeno quando è venuto all'Inter Sì. si è messo lui in prima persona a combattere contro quasi mulini a vento, ci sono stati anche degli scontri pesantissimi con la Federazione degli Arbitri, eccetera, eccetera. Adesso non guardando questo lato, però Certo. credo che si possa vedere, no, in questo anche un rapporto con i giocatori, no, in questo. Se ti porti i giocatori dalla tua parte, se sei tu a metterci il viso, l'hai detto un po' prima tu, quando Sì, lo no, nel senso, ma deve essere così. Dal mio punto di vista una guida, un coach, una guida, ripeto, nello sport a maggior ragione, ma anche nel lavoro, in qualsiasi altro settore, una guida non può essere una prima donna. No, sì, certo. perché ha bisogno, è proprio concettualmente proprio sbagliato dal mio punto di vista, della mia esperienza, perché ha bisogno di essere colui o colei, a seconda, che invece crea quella condivisione, quell'unione e si mette, Allo a stesso livello. a disposizione, ma si mette anche in alcuni casi, come appunto hai fatto esempio tu, o altri esempi di altri allenatori di calcio o in altri sport, che si mettono davanti, quindi davanti al loro team. Quindi la responsabilità è mia, mi assumo la responsabilità anche per eventuali errori della mia squadra. Poi entro negli spogliatoi, chiudo la porta, e questo papà lo faceva spesso, e nessuno entra. Perché parlo io con i miei calciatori, parlo io con il mio team, ripeto, Queste sono le cose che è un esempio che può essere chiaramente valido sia per il calcio che per il lavoro, ma anche nell'ambito familiare, Fulvio. Deve essere così, no? Il papà e la mamma, ok, parlano con i professori, poi tornano a casa e ci confrontiamo all'interno della nostra famiglia. Quindi è un po' quello il senso, perlomeno è quello che io ho recepito dall'esperienza di papà, perché lo faceva, perché lo incarnava sia con i ragazzi suoi e sia con noi. Se posso permettermi, ti racconto questa cosa. Io ero piccola quando eravamo a Piano Gentile e ho vissuto più di mia sorella proprio i pomeriggi ad Appiano, alla Pinetina. Per diversi motivi, ero una bambina molto iperattiva, quindi il pomeriggio papà mi portava e io iniziavo a correre in bicicletta, avevo bisogno di muovermi. E aspettavo il fine degli allenamenti per giocare con lui poi. Lui mandava tutti negli spogliatoi e io giocavo con lui. Io mi divertivo mi divertivo ad ascoltare quando li incitava, quando li sgridava, perché era la stessa persona che io vedevo a casa. E pensavo, guarda, sgrida anche loro, guarda, cioè, quindi c'era quest'uomo che a seconda, no, dei vari orari, ma comunque era integro, quindi sgridava, tra virgolette sgridava, però mostrava a loro, mostrava a noi, e questo per me è stato importante. Poi, ripeto, aver vissuto anche altre situazioni mi ha permesso di arrivare a quello che ti ho appena detto, insomma, che è giusto che un allenatore si metta davanti alla sua squadra e è ovvio non può avere comportamenti o atteggiamenti da prima donna perché non sarebbe producente, secondo me. Mi sembra che questa figura di questo padre, tra parentesi, importante, è un padre che comunque ha dato veramente dei semi bellissimi in voi, no? E credo che questa cosa si riverberi anche con la tua attività, no? Perché il fatto di essere comunque coach, no? Quindi mental coach, in questo momento poi storico dove c'è una fragilità estrema, abbiamo bisogno di persone che si mettano al fianco, come dici tu, non di sopra, ma a fianco, per cercare di risolvere i problemi di qualsiasi tipo, perché ce ne esistono veramente tanti in questo momento di incertezza, no? Perché ormai sono 5 anni dal Covid, ci hanno buttato dentro tra il Covid, tra le guerre, tra l'era digitale che sta scompaginando tutto, che sta creando problemi anche a livello lavorativo.
formano nuove professioni, ma se ne abbandonano anche altre. Insomma, in questo momento storico è importante avere delle figure come la tua, e tuo padre credo che abbia veramente lasciato dentro di te del DNA in questo senso. Beh, innanzitutto grazie, che mi fa piacere che si possa così percepire questo. Siamo in un'epoca molto difficile da un punto di vista proprio dell'individuo. Proprio l'altro giorno ascoltavo un video in cui viene proprio apertamente spiegato che siamo nell'era digitale della comunicazione, ma l'emozione più percepita, sentita, è la solitudine. Ci sentiamo soli. Sì. Quindi quello che dici tu mi trova d'accordo, perché è importante riuscire a trovare qualcuno che ti accompagni, no? E che ti dia gli strumenti. Quello che papà ha fatto con me e mia sorella, come genitore, come padre, come papà, perché sono due ruoli diversi, Certo. papà e padre, è sicuramente quello di averci dato degli strumenti per affrontare le questioni della vita quotidiana, insomma. Il primo, che con mia sorella ce lo ripetiamo spesso, proprio per darci, è quello che lui utilizzava con i suoi ragazzi, soprattutto quelli libici, che è lavorare, lavorare, lavorare. E quindi il lavoro paga, il lavoro, l'impegno, la curiosità, metterci l'entusiasmo che nasce da dentro di te, non fuori, chiaramente. E quindi vai ad attivare le tue risorse con la curiosità, con l'umiltà di ricercare anche le informazioni, no? E poi lavorare chiaramente su te stesso per andare sempre a migliorare, perché no? Beh, diciamo che il lavorare è in qualche modo una sorta di mobilità, di muoversi. Mh-mh. Di Certo. sicuro delle situazioni, quelle che rasentano un po' anche delle forme di depressione, sono proprio legate all'immobilismo, no? Delle persone che rimangono lì, si crogiolano negativamente in un ambito e non ne vengono fuori, quindi si creano proprio delle situazioni mentali che hanno bisogno invece di essere scardinate. Certo, dopo devi partire da te stesso, però una volta che conosci questo meccanismo probabilmente parti e riparti alla grande. Però è chiaro che se uno non si muove rimane lì fermo, e magari Immobile, dopo sì. che ti sei mosso riesci anche ad avere un po' più di entusiasmo, quello che dicevi tu, no? Sì, sì. È perché attraverso appunto, l'azione del piccolo passo che ti serve per spostarti da quella situazione, ti permette anche di osservare quella situazione in maniera Certo. da un punto di vista diverso. Quando sei dentro chiaramente non è possibile, e lo dico per esperienza personale chiaramente, non perché l'ho letto sui libri. E quindi è più facile trovando qualcuno che ti guida piano piano nell'uscire per osservare: "Ah, ero lì, okay, adesso lo vedo". E quindi ecco, un coach, che significa poi guida, in realtà è un Esatto. parolone. Quindi, o un trainer, no, un allenatore che ti aiuta a trovare quelli che sono i piccoli step da fare per procedere, per attraversare le esperienze, ecco. Beh, insomma, abbiam parlato, di calcio, che dopo alla fine viene Troppo. traslato incredibilmente sulla storia e la vita di tutti i giorni, no, quindi questa è una cosa, che fa meditare, che quindi la banalità certe volte quando dice: cambia l'allenatore, quell'allenatore non capisce niente di qua di là". Ragazzi, dietro a un uomo che poi molti dicono: "Bah, l'allenatore non vale niente all'interno di una squadra". Certo, perché i calci al pallone li tirano 11 giocatori, Mh. però è una visione d'assieme, è una visione ovviamente di capire quali possono essere le situazioni performanti, capire quali sono le risorse all'interno di un gruppo, tutto un insieme di cose che sono delle valutazioni molto fini e personali. E poi vabbè c'è anche il carattere proprio personale ovviamente dell'allenatore in sé. Mi fa piacere che in questa ora di chiacchierata sia emerso quello del sergente di ferro. Ormai l'abbiamo abbandonato già 5 anni fa, quando ne abbiamo già parlato. L'altra cosa invece è proprio grandissima umanità
e la capacità veramente di ripartire da dei ritmi naturali, no? Quindi credo che alla fine un uomo di questo tipo, adesso al di là della questione tattica che magari si sarebbe evoluto anche ai nostri tempi, no? Ovviamente un personaggio come Eugenio Versellini, però credo che la cosa importante è proprio quella di far passare il lato umano. Per esempio c'è stato nella partita della Roma l'altro giorno, del rigore che è stato battuto, ha vinto la Roma 1-0. C'è stato un momento in cui c'è stato un problema a un giocatore della squadra avversaria, Dybala stava per portare avanti il gioco lo stesso, che questa è anche una logica che da un certo punto di vista è anche giusta, perché tocca all'arbitro fermare il gioco se c'è un problema grosso. In quel caso lì Ranieri, allenatore della Roma, ha fatto fermare il gioco. Quindi è venuto fuori, apriti cielo, un momento di umanità. Bellissimo, ne vorremmo avere tanti. Ne vorremmo avere tanti. Sì, assolutamente. Va bene, ne vorremmo avere tanti anche di allenatori come Eugenio Bersellini e anche come Laura, che è riuscita a trasferire, a celebrare ovviamente la figura di suo papà, però trasmettendo con amabilmente dei sentimenti semplici che sono appunto legati alla figura dell'uomo come padre, come papà, come allenatore. Chi ha visto questa puntata sa che cosa deve trarre da questo incontro. Quindi io ringrazio Laura, veramente. Spero di rincontrarti anche fisicamente. Torno a ripetere, magari, non so, sentirò Franco Bocchicchio o qualche altro giocatore. Organizziamoci, perché no? Almeno facciamo una gita a Borgotaro o un'altra zona, vediamo un po'. Sì. Voi siete sempre lì comunque in un modo o nell'altro, noi abbiamo luogo del cuore, dico. Sì, è il nostro luogo del cuore. Tra l'altro i miei figli Alberto e Ottavia, che sono poco più che adolescenti, adorano andare a Borgotaro, anche perché comunque hanno vissuto le vacanze con i nonni, e quindi noi ci andiamo quando possiamo, insomma. Ora in questo periodo c'è la neve, però d'estate, in primavera, insomma andiamo sempre, il fine settimana, sì. Ecco, gli ultimi passaggi. Nestore Del Boccia, a me Eugenio è rimasto sempre nel cuore, riuscì a vincere uno scudetto in un paio d'anni forgiando dei giovani, un vero grande. Flavio Ciasca, io adoravo tantissimo il suo modo di esultare, entrava in campo quando segnavano i suoi ragazzi per abbracciarli. Franco Bocchicchio, Eugenio è stato il papà anche di noi tifosi. Grazie Laura, un bacione. E allora a questo punto qua mando anch'io un bacione a Laura, grazie per aver partecipato. Grazie, io ricambio. A Che Calcio Che Fa, grazie ancora e buon proseguimento per tutto, auguri per tutto. Grazie e buona serata. Grazie, ciao. Eccoci, arrivati alla fine di questa chiacchierata. Mi è piaciuto molto perché abbiamo parlato con il riflesso, lo specchio, ovviamente la figlia di Eugenio Bersellini, e ha raccontato delle cose che appunto una persona, specie poi se è un allenatore, anche a livello infimo e minimale, credo che ci siano delle caratteristiche molto importanti da catturare. Poi è chiaro che chi va in campo ti fa vincere o ti fa perdere, insomma, però l'importante è una filosofia di base basata sul rispetto e sulla comprensione reciproca dei ruoli, che non sempre invece vengono mantenuti, no? Lo vediamo ad alto livello tra allenatori e giocatori che si mandano a quel paese e non fanno una bellissima figura. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle ore 17, e probabilmente parleremo anche lì di un libro legato al calcio di un tempo. E quindi ragazzi, se volete seguirci, seguite, se volete la polemica andate da altre parti. Grazie, buona serata.